Belluno, fanalino di coda in Veneto per quanto riguarda la perdita dell'acqua nelle tubazioni pubbliche. Tra i 7 comuni capoluogo di provincia, in quello montano, il 64,2% dell'acqua immessa in rete non arriva ai rubinetti delle utenze presenti in città. A fronte di 678 litri d'acqua giornalieri per abitante immessi nella rete, 435 si perdono per strada. Tra i 109 comuni italiani monitorati in questo approfondimento, Belluno si colloca addirittura al 10° posto. In Veneto si disperde oltre il 42% dell'acqua che viene immessa nella rete. È uno spreco che non possiamo più permetterci. Per efficientare la rete idrica regionale bisogna aggiustare le tubazioni, ammodernare il sistema irriguo nel settore agricolo e aumentare la depurazione delle acque reflue da riutilizzare nel sistema produttivo. Grazie al PNRR abbiamo a disposizione oltre 5 miliardi di euro da spendere a livello nazionale per mettere a terra tutti questi interventi. Dobbiamo fare presto e bene. Il futuro dell'agricoltura e di molti settori produttivi del Veneto ad alta intensità di utilizzo dell'acqua sono fortemente a rischio. Secondo i dati riportati dall'ufficio studi della CGA, la dispersione è riconducibile a più fattori: alle rotture presenti nelle condotte, all'età avanzata degli impianti, agli aspetti amministrativi dovuti a errori di misurazione dei contatori e agli usi non autorizzati, fino alla presenza di fontanili nei centri urbani, soprattutto nelle zone montagna, che possono dar luogo ad erogazioni responsabili di elevate perdite.